Storchi del CREA Viticoltura Arezzo, quindi fa sempre parte della squadra del CREA. E questo dovrebbe funzionare perché l'ho sentito un attimo fa. Però dovrebbe, no, ecco qua, ci siamo. Mi senti, Paolo, mi senti? Sì, ti sento perfettamente. Perfetto, grazie. Allora, come sempre, io non serve neanche che ti descriva qui, noi stiamo facendo il punto sulla vendemmia in Italia e quindi tu sai bene che hai 3 minuti a disposizione per descriverci brevemente come sta andando, come ci si sta avvicinando alla vendemmia nella tua regione, la Toscana. Grazie, grazie in anticipo, poi chiudiamo velocemente perché poi veramente siamo di corsa. Grazie Paolo. Benissimo, grazie di nuovo, buongiorno a tutti. Dopo un'annata estremamente siccitosa come il 2017, quest'anno finalmente abbiamo un'annata più regolare. Abbiamo avuto una primavera comunque fresca e anche abbastanza piovosa in Toscana, il che ha comportato un germogliamento ritardato e molto lento. Poi abbiamo avuto una fase di rapido accrescimento a inizio giugno con l'innalzamento delle temperature e in contemporanea anche forti attacchi di peronospora, cosa che negli ultimi anni non si registrava. Quest'anno invece la peronospora ha colpito in alcune zone anche in modo molto accentuato. Si registrano quindi diversi danni di peronospora sia su foglia ma anche su grappolo, il che in alcune zone comporterà una riduzione di produzione anche nell'ordine di un 20-30%. C'è una recrudescenza anche di mal dell'esca con diverse zone dove l'esca ha colpito in modo forte e per cui anche questo sta creando qualche apprensione ai viticoltori. Si segnalano inoltre sporadici danni da grandine, soprattutto nella zona del Brunello di Montalcino, dove nell'ultimo mese sono verificati alcuni eventi anche abbastanza intensi con grandini. Complessivamente la maturazione in questo momento sta procedendo, siamo appena in baiatura sulle varietà principali a partire dal Sangiovese e si registra comunque un leggero ritardo rispetto alle ultime annate. Complessivamente la produzione in Toscana si prevede nella media degli ultimi anni o leggermente inferiore a seguito di una fertilità un po' più bassa dovuta probabilmente all'annata 2017 estremamente siccitosa e quindi con piante che erano anche in sofferenza. Quindi riassumendo, in Toscana si prevede una leggera riduzione nell'ordine quantificabile attorno al 5% sulla media pluriennale, ma comunque molto superiore alla scarsissima produzione dell'annata precedente. E con questo io direi di concludere dalla Toscana. Grazie allora Paolo, grazie. Ci vediamo l'anno prossimo, come sempre in collegamento. Scusa un momento, vediamo se ci sono delle domande. Non ce ne sono dalla sala, quindi ti ringrazio e noi proseguiamo con i nostri lavori. Grazie ancora per la tua disponibilità, grazie, ciao.